Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana siamo puntuali, apertura di trasmissione che sarà dedicata all'economia come sempre, in particolare al trasporto marittimo, ma voglio segnalarvi che avremo anche due puntualizzazioni su grandi protagonisti della Sardegna, Antonio Gramsci, e in particolare un blocco di mezz'ora che riguarderà la visita del Presidente della Repubblica per l'avvio ufficiale del centenario dell'Ediano. Ma eccoci con il padrone di casa. Abbiamo scelto questa settimana per l'apertura Antonio Musso, che nei giorni scorsi a Genova, nel quartier generale della Grendi, ha presentato quello che è un programma ambizioso, Progetto 2028. E questo progetto nasce in un momento particolare perché nel 2025 i numeri dicono fatturato consolidato che arriva a una cifra importante, 158 milioni di euro e oltre 300 dipendenti, un più 33%. È molto difficile in questo periodo di difficoltà dell'economia nazionale e soprattutto regionale fare un passo così importante in avanti. Cosa è successo? Intanto vorrei fare una precisazione: il quartier generale della Grendi è qua a Cagliari ormai da 10-15 anni. Genova è la sede storica, la conferenza stampa l'abbiamo fatta lì per questioni storiche, ma ci tengo a sottolineare che sempre di più il gruppo Grendi ha basato a Cagliari la sua sede operativa e direzionale e qui sta crescendo con numeri che le altre filiali non vedono. Cosa è successo? Niente, è successo che siamo riusciti a mettere in campo una serie di sviluppi e di progetti legati al nostro core business, che è quello del collegamento tra la terraferma e l'isola, che nasce ormai quasi 50 anni fa e che per fortuna in questi anni ha avuto una serie di possibilità di crescita importante, per cui siamo passati da un servizio bisettimanale a un servizio ormai con 5 partenze alla settimana su Cagliari e 3 su Olbia, e che insomma ci sta dando abbastanza soddisfazioni. A queste abbiamo aggiunto l'attività internazionale legata al terminal Mito, quindi un terminal per la movimentazione dei container con sistema tradizionale Lolò, che siamo riusciti a coniugare insieme alla possibilità di consegnare questi container nei mercati vicini, limitrofi, con una focalizzazione sul Nord Africa, che noi riteniamo sia assolutamente in questo momento un mercato importantissimo, in forte crescita e con un canale particolare di relazione con l'Italia legato anche allo sviluppo del Piano Mattei. Quindi Piano Mattei può essere importante nello sviluppo di questi traffici verso il Nord Africa, ma in questo passaggio è stato importante nel 2025 un accordo che vi ha visto acquisire il 70% di un'azienda storica come la Perioli. Sì, sicuramente il fatto che abbiamo cominciato a interessarci di un mercato come quello del Nord Africa e l'Algeria in maniera particolare ci ha avvicinato a questa azienda storica che si chiama Gruppo Dario Perioli, basata a Spezia, un'azienda che ha quasi 120 anni di storia, quindi sicuramente può essere definita ormai storica,
e che ha la focalizzazione in traffici con i paesi del Nord Africa, della Tunisia e dell'Algeria, che sono, non per coincidenza, ma anche quelli su cui stiamo lavorando noi. Inoltre ha la gestione di un terminal, uno dei 3 terminal alla Marina di Carrara, dove noi abbiamo l'altro. Quindi questi 2 punti di avvicinamento, terminal a Carrara e mercati simili, ci hanno spinto a fare un'operazione che per noi è la prima operazione di acquisizione, che prevede l'acquisto del 70% delle quote in mano a 2 soci che hanno deciso di ritirarsi, confermando invece l'attuale amministratore delegato, socio al 30%, il dottor Giromini, come azionista operativo e amministratore delegato, in un connubio e in una sinergia che mi sembra, adesso l'operazione è abbastanza recente, ma insomma mi sembra abbastanza promettente e interessante. Andiamo per ordine con i numeri. Abbiamo detto 200 anni di attività della Grandi, 50 anni di collegamenti, ma il primo Musso arriva in Sardegna nel 1936. Corretto, arriva in Sardegna nel 1936, prima della guerra, stabilisce qua un ufficio, quindi quest'anno sono esattamente 90 anni, specializzato era il classico, la mia Grandi prima degli anni 60 era il classico spedizioniere, cioè si occupava di spedizioni di merci, e per ragioni che devo dire probabilmente erano legate al traffico dello zucchero e dello zuccherificio di Villa Sor, mio nonno apre una filiale in Sardegna e da lì la Sardegna diventa il core business. Purtroppo durante la guerra, per un direi io eccessivo attaccamento al lavoro, tutti e 6 dipendenti dell'azienda erano in ufficio, quando l'ufficio, che era in via Saper di Gedda, è stato centrato da una bomba e quindi l'intera filiale è stata sterminata. Dopo la guerra siamo ripartiti e da allora, ripeto, la Sardegna è al centro, è stata la prima meta dell'attività armatoriale nata all'inizio degli anni a metà degli anni 60, è stata la prima meta della prima nave portacontenitori italiana che mio padre e suo fratello hanno messo in acqua nel 67, direi. E da allora rimane il nostro centro principale. 16 giugno esattamente arriva la quinta nave, è realizzata dai cantieri Visentini, una nave di 200 metri, ha carica elettrica per i lavori a terra, sarà dotata di carburante a metanolo con speciali scrubber per abbattere le emissioni. E qui inizia questo discorso che voi avete intrapreso da almeno 5 anni, quello di un lavoro sempre più green. Sì, noi da quasi 5 anni abbiamo deciso di trasformarci in società benefit. La società benefit è una società che prevede, rimane una società a scopo di lucro, quindi non parliamo di ONG o comunque di no profit, ma sono quelle società che oltre alla ricerca del profitto, che è un dovere delle società no profit, mette una serie di obiettivi che non siano solo economici. Nel nostro caso specifico noi abbiamo messo il tentare di ridurre l'impatto ambientale, perché facendo logistica è chiaro che questo ha un certo peso, il cercare di rendere più positivo, più felice, insomma tutti aggettivi positivi, il lavorare con noi, quindi per le persone che lavorano con noi, e l'interdipendenza con i territori nei quali siamo. Questi sono i 3 pilastri del nostro essere società benefit. Dalla fine dell'anno scorso, 2025, abbiamo ottenuto anche la certificazione B Corp, che è una certificazione, come tutte le certificazioni, di un ente terzo, processo decisamente complicato che ci ha preso quasi 4 anni per arrivare in fondo, anche perché il nostro è un settore molto poco conosciuto nel mondo delle B Corp e fa un po' impressione, ma noi siamo il primo e al momento l'unico operatore marittimo certificato B Corp e in Italia uno dei 4 operatori logistici, ma gli altri 3 sono realtà molto molto piccole e quindi con dei settori estremamente limitati, dove la certificazione B Corp è un po' più semplice. Il nostro problema in fase di certificazione è stato proprio convincere il certificatore che
a 360 gradi dell'attività che facciamo, quindi la parte terrestre, i magazzini, la parte marittima, i terminal, riuscivamo a coprire gli standard richiesti dalla B Corp, che sono infiniti, e la certificazione si raggiunge attraverso decine, per non dire centinaia di operazioni su ogni singolo passaggio, su ogni singola attività. Ultimo, importante, che vi rende unici nel settore della nautica in Italia. Questo è sicuramente un passaggio molto importante, ci rende unici perché quello delle B Corp è sicuramente un processo nuovo che sta nascendo, per fortuna con un incremento di crescita importante. Come ho detto prima, il settore marittimo, armatoriale e portuale è un settore dove raggiungere gli standard richiesti dalla B Corp è veramente complicato, e quindi in questo momento siamo i primi. Non siamo contenti di essere i primi, noi vorremmo, come dire, essere gli apripista, ma di un gruppo che poi diventi un pochino più numeroso, anche perché da soli si fa poco, però sicuramente riteniamo che questa sia la strada da compiere per riuscire a sviluppare un'azienda che, ripeto, ha come obiettivo primario quello dello sviluppo, quello della crescita, quello della creazione di ricchezza, ma vuole affiancare a questo tipo di interesse, di obiettivo, anche obiettivi un po' più, come dire, attenti al territorio e alle persone con cui lavoriamo. Ne vogliamo raccontare una, anzi l'abbiamo raccontato con il nostro Umberto Palumbo 2 settimane fa. Questo progetto di una Sardegna sempre più green, che va in bicicletta e attraversa completamente la regione. Un progetto di cui siete stati protagonisti, scegliendo di realizzare una guida cartacea per aiutare chi vuole maturare questo sogno nell'isola. Sì, questo è un bel esempio di un impatto chiaramente limitato, ma è un bel esempio. La Sardegna è un posto bellissimo dove stare, noi siamo convinti che potrebbe avere una capacità di sviluppo turistico più solidale, più sostenibile e anche un po' più, come dire, diffusa nell'arco delle stagioni. Sappiamo tutti che il turismo sardo è molto concentrato nel periodo estivo, e quello del turismo, del cicloturismo, è sicuramente una soluzione che riteniamo possa trovare spazio in Sardegna, sia per motivi naturalistici che per motivi climatici, che anche per proprio interesse di quello che si vede. Per questo abbiamo commissionato una guida a un operatore locale che si chiama Marcello Usala, un esperto di settori, cioè di strade e di percorsi ciclistici, ed è venuto fuori un prodotto estremamente interessante che abbiamo presentato, come hai detto tu, alla fine dell'anno scorso qui a Cagliari e la settimana scorsa a Milano, in un evento dove, devo dire, la presentazione è stata estremamente interessante, c'erano più di 100 persone ad assistere, quindi insomma il prodotto comincia a farsi valere, e l'interesse per un eventuale turismo in Sardegna, un cicloturismo in Sardegna, l'ho sentito molto vivo. Ci sono poi problemi da risolvere come i collegamenti, le possibilità di trasferimenti, però l'oggetto è piaciuto e l'idea è sicuramente piaciuta, e questa è un'idea che a noi piacerebbe, dopo la tappa sarda, che era per forza quella più, come dire, importante, portare anche nelle altre regioni nelle quali lavoriamo, che sono altre regioni del sud Italia e la Liguria e la Toscana, anche se appunto la Sardegna è sicuramente quella che ci vede più protagonisti. Ingegner Musso, siamo alla chiusura. Nel progetto 2028 c'è anche un progetto economico. Voi investirete quasi 35 milioni di euro per quel che riguarda crew, movimentazione, aumentare la qualità per le navi che arrivano, che lo ricordiamo sempre, erano 3 fino a 2 anni fa, adesso il 16 giugno diventeranno 5. Sì, sicuramente, come tutte le aziende che crescono, pensiamo che investire sia come dire, un passaggio necessario. I 33 milioni prevedono un forte investimento nel terminal, per il quale abbiamo
richiesto e siamo in fase, speriamo, di ottenimento definitivo di una concessione ventennale. Ovviamente con quest'arco temporale davanti possiamo pensare ad investire. L'idea è quella di riuscire ad attirare traffici più importanti per i quali serve equipment molto più specializzato e anche molto più costoso, però con un arco temporale davanti di 20 anni è un rischio che pigliamo volentieri. Gli altri investimenti sono legati alle attività sia del terminal Ro-Ro in Sardegna che in Nord Italia, quindi a Marina di Carrara. Abbiamo una serie di progetti di investimenti nei magazzini che stiamo gestendo qui a Cagliari e anche nel Nord Sardegna, e quello dei 33 milioni è il piano di investimento triennale. Nel 2028 abbiamo, per in qualche modo festeggiare in maniera adeguata i 200 anni di vita dell'azienda, abbiamo anche un progetto che abbiamo chiamato Logico, che è l'idea di creare un museo della logistica, un museo che vorremmo che in qualche modo coinvolgesse anche altri operatori, non deve essere il museo della Grendi, anzi Grendi è un promotore, ma è un'operazione fare con altri operatori della logistica, perché oggi la logistica, che è, come peraltro ha detto Draghi da poco, può essere una delle ricchezze fondamentali di un paese, ma può essere anche uno degli handicap che ne evita la crescita e lo sviluppo, è una scienza e un'attività abbastanza sconosciuta, ai più sconosciuta. Durante il Covid ci si è accorta di quello che può o non può fare la logistica, quando abbiamo visto che alcuni dei prodotti fondamentali cominciavano a mancare, e quindi riteniamo che sia oggettivamente un argomento per il quale sia necessario, oltre che doveroso, fare uno sforzo informativo. L'idea è un museo itinerante, dove il container è l'unità di misura nel quale devono essere allestite le diverse attività o i diversi argomenti del museo. Si dovrebbe basare su 4 colonne essenzialmente: una è la storia della logistica, l'altra è le persone che vivono la logistica e la rendono possibile, il terzo è gli aspetti economico e ambientali che la logistica si porta dietro, e il quarto è poi l'interazione con i territori con cui la logistica lavora. Siamo in una fase iniziale, abbiamo cominciato a buttare giù un'idea con un po' di materiale di presentazione, e siamo nella fase di ricerca di partnership che speriamo di poter trovare nel territorio nazionale e magari non solo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Con l'inaugurazione del Fondo Gramsci, l'Università di Cagliari consolida il proprio ruolo di polo internazionale di riferimento per gli studi gramsciani, rafforzando al tempo stesso il legame tra Antonio Gramsci e la Sardegna, sua terra natale. Un progetto che unisce memoria, ricerca e innovazione e che conferma l'impegno dell'Ateneo nella valorizzazione di un patrimonio intellettuale di rilievo mondiale. Il fondo raccoglie la produzione scientifica internazionale dedicata ad Antonio Gramsci tra gli intellettuali più studiati e tradotti al mondo ed è il risultato della riorganizzazione del Gramsci Lab, laboratorio di studi internazionali nel quale il patrimonio bibliografico di grande valore che comprende volumi, saggi e materiali rari, pensato per sostenere e rilanciare la ricerca gramsciana a livello globale. La collezione è ospitata in uno spazio polifunzionale attrezzato per lo studio, la ricerca e l'attività di didattica approfondita, un luogo destinato a diventare un punto d'incontro per studiosi, ricercatori, studenti italiani e internazionali e sede stabile di iniziative scientifiche e culturali. Sì, questa è un po' la continuazione di un lavoro importante che stanno facendo le colleghe e i colleghi da anni. E chiaramente il fondo rappresenta anche poi il momento appunto di apertura verso tutta la comunità. C'è un interesse sempre crescente sulla figura di Antonio Gramsci e quindi è ovvio che proprio in Sardegna la vitalità del Gramsci Lab, ma è quindi arricchita adesso dal fondo, è un momento molto importante ed è giusto che si faccia anche all'università, principalmente all'università. Stiamo parlando dell'autore di lingua italiana più studiato e tradotto al mondo con Dante e Machiavelli, quindi un autore che è punto di riferimento in diversi ambiti disciplinari, in Asia, Africa, America Latina, Nord America, ovviamente Europa. E negli ultimi decenni, nell'ultimo decennio in particolare, gli studi internazionali di Gramsci si sono sviluppati così tanto che, diciamo così, renderlo ancora di più l'oggetto fondamentale dell'internazionalizzazione di questo Ateneo era un obiettivo fondamentale, perché è una carta importante, perché periodicamente vengono qua in Sardegna studiosi da tutto il mondo interessati a ricostruire le radici di Gramsci. Qui mettiamo a disposizione strumenti analitici, la produzione bibliografica internazionale su questo autore e uno spazio di lavoro concreto dove i ricercatori potranno lavorare. Va a completare quello che poi è il lab di Gramsci. Sì, l'obiettivo è rendere subito disponibile per gli studiosi internazionali di Antonio Gramsci strumenti analitici, postazioni di lavoro e un centro interdipartimentale di studi internazionali gramsciani che attraverso seminari, attività formative e convegni, diciamo così, tenta di rendere ancora di più l'Università di Cagliari centrale per un autore che è internazionalmente importante e avremo, come accennavo prima, abbiamo appena completato il primo ciclo di seminari di introduzione al pensiero di Antonio Gramsci per gli studenti e adesso l'ultima settimana di settembre avremo il convegno internazionale di studi sulla questione meridionale proprio qui da noi
e nel 27 organizzeremo il convegno internazionale di studi per i 90 anni della morte di Antonio Gramsci, quindi da tutto il mondo già vengono studiosi qua per studiare, ricercare le radici di Gramsci, ora hanno uno strumento in più per farlo e per utilizzare l'Università di Cagliari come base e polo di ricerca. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Quello che posso esprimere è la riconoscenza che un lettore può sempre coltivare e manifestare nei confronti di Grazia Deledda. Quest'estate, nelle 2 settimane di vacanza che mi erano consentite, ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere. Tra questi 2 di Grazia Deledda, Il vecchio della montagna e Canne al vento. Li avevo letti da giovane studente, che vuol dire molti decenni addietro, e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovandone conferma della modernità, vorrei aggiungere della perenne modernità dell'opera di Grazia Deledda. È una riconoscenza che chiunque abbia letto le sue opere non può che coltivare e avvertire, ed è una riconoscenza che questa mattina è stata sottolineata dagli interventi che abbiamo ascoltato, dall'iniziativa del Sindaco, dall'apertura dell'anno deleddiano. Io vorrei esprimere un apprezzamento per l'iniziativa e anche il ringraziamento al Sindaco per avermi invitato a essere presente quest'oggi in questa apertura di anno deleddiano, ringraziando molto per quanto viene fatto per sottolineare l'immenso contributo fornito alla cultura italiana da questo
questa regione e segnatamente la Grazia Deledda. E prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti i solani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione l'apprezzamento per quanto fornisce questa città, questa regione al nostro paese. È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo delle nostre regioni, segnatamente questa regione, forniscono alla vita nazionale è un contributo indispensabile per affrontare tutti i problemi e le emergenze che si presentano. Grazie Presidente, grazie Sindaco, grazie a tutti i sindaci, grazie a Nuoro per questa iniziativa. L'Isere di Stefano Lavra è ormai acronimo di promesse mantenute e dialogo tra generazioni sotto il segno di Grazia Deledda. A poche settimane dal principio delle celebrazioni del centenario dal conferimento del Premio Nobel letterario alla prima e unica donna italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella omaggia Grazia Deledda con la visita al Museo dell'Ediano e addirittura con un intervento fuori programma. Non potrei lasciare il Teatro Eliseo e la terra sarda senza rivolgere un saluto all'Ateneo della Sardegna. Il nostro paese deve a Grazia Deledda infinita riconoscenza. La giornata del Capo dello Stato a Nuoro segue la vicenda culturale della scrittrice. I bimbi della scuola primaria Ferdinando Podda donano al Presidente una copia della pagella della scrittrice. Ancora gli studenti, protagonisti della visita del Capo dello Stato e dell'accorato appello. Presidente, riporti Grazia Deledda nelle scuole. Gli studenti, storicamente messi ai margini durante le iniziative solenni, se non per poche eccezioni nepotistiche, assumono un ruolo primario grazie all'iniziativa meritocratica della Nuova Sardegna di Luciano Tancredi, la nuova scuola, prima in Italia, in cui i ragazzi di ogni parte dell'isola, in un'atmosfera di assoluta democrazia, apprendono il mestiere giornalistico. Il risultato è stato consegnato dagli studenti Davide Savoca, Michele Areso e Benedetta Pisanu al Presidente visibilmente commosso. Dopo il saluto delle autorità, il racconto della Nuoro di Grazia Deledda prosegue con le parole del rappresentante degli scrittori nuoresi, Marcello Fois, che paventa un futuro da Cayenne e servitù carceraria per la terra della letteratura. Si prosegue con il prezioso aneddotico debunking biografico della presidente nazionale dei critici letterari Neria De Giovanni. Stefania Lucamante interviene in rappresentanza dell'Ateneo Cagliaritano, mentre il filologo Dino Manca dell'Università di Sassari, dopo un appassionante e inedito
inedito excursus tra escatologia e gnoseologia dell'Opera dell'Ediana, accoglie il presidente come unico esperto tra le mura della Casa dell'Ediana, dove, assieme a Stefano Lavra, anfitrione del Museo dell'Ediano, rivela per la prima volta il clamoroso rinvenimento della chiave di casa di Grazia Deledda, ancora perfettamente funzionante, e l'inedito carteggio tra la scrittrice ed Elia Sannamanironi, sardista antifascista, ultimo proprietario di Casa Deledda. Il presidente Mattarella esulta per la scoperta alla quale è incredibilmente legata gran parte degli eventi politici di quegli anni. Mattarella rivolge tante domande ai due accompagnatori, a solenne conferma che l'impegno dell'ISRE riabiliti il virtuoso effetto domino della ricerca scientifica, proteggendo l'avanzamento degli studi dalla pericolosa pratica della ricettazione di preziosi documenti patrimonio della collettività. Durante gli interventi il telegramma che arrivava dal Quirinale di felicitazioni, e poi c'è gli occhialini da teatro, perché il marito, insomma, Palmiro Madesani era un melomane, insomma. In queste ultime settimane abbiamo svolto un'attività di indagine, di ricerca scientifica. Siamo venuti a conoscenza di della chiave originale del portone d'ingresso della casa Grazia Deledda, e quindi vorremmo mostrarle a lei per la prima volta, dare alla luce, insomma, questo oggetto che viene raccontato dalla nostra cara Grazia Deledda. Lei le racconta come una chiave di un castello. Come la chiave di un castello. Abbiamo fatto anche la prova e dopo quasi 200 anni gira ancora. Ecco. La chiave è grande come quella di un castello, è l'incipit di Cosima, e abbiamo fatto la scoperta. La chiave esiste. Complimenti, è una cosa straordinaria, sì. Importanza. Sì, è come la sua presenza qua che ci onora particolarmente, e quindi inauguriamo complimenti per la ricerca. Grazie. Com'è stato fare la padrona di casa per il presidente Mattarella? Mi sono emozionata moltissimo per l'onore che lui ha voluto concedere a Nuoro e alla Sardegna ancora una volta. Non è la prima volta che viene in Sardegna, è sicuramente un onore aver non soltanto ascoltato le sue parole al Teatro Eliseo, ma anche vederlo nella casa di Grazia Deledda, ascoltare con tantissima curiosità, con molte domande, vedere gli oggetti che ci sono, vivere anche respirare questi muri e queste suppellettili che comunque l'hanno vista crescere. Ho visto un presidente appassionato della Deledda, ha ricordato che quest'estate, nelle 2 settimane di ferie, ha riletto 2 libri proprio della Deledda, e la cosa che mi ha colpito tantissimo è che era assolutamente partecipe, e per me è stato molto bello vedere anche i visi dei bambini che ascoltavano il presidente, che ascoltavano la storia di una scrittrice che magari non hanno la possibilità di studiare a scuola, e quindi aver avuto anche la possibilità per loro di ascoltare e di essere orgogliosi delle loro radici, della loro cultura, della loro storia, è stato un passaggio importante. Quindi devo dire una giornata storica e commovente per questa città, per un premio Nobel che è la nostra scrittrice, la nostra Grazia, che deve essere ricordata, e oggi l'abbiamo fatto veramente con la carica più importante del nostro paese. San Valentino ricade con la visita del Presidente della Repubblica. E quale personalità ha amato profondamente la Sardegna, il popolo sardo, se non Grazia Deledda? Quindi è un omaggio nella casa del cuore dei sardi, dei nuoresi, ma la casa del cuore penso a livello universale, luogo dove oggi abbiamo aperto anche a un percorso emozionale. La visita del Presidente ha dato la possibilità anche di cogliere alcuni accenti di carattere anche personale, intimo, tra i quali è la scoperta, abbiamo rivelato la scoperta della chiave d'ingresso del portone di Casa Deledda, una chiave a cui era sconosciuta, un'indagine condotta dal sottoscritto e dal professor Dino Manca in queste ultime settimane. Con un grande lavoro di diplomazia siamo riusciti ad avere in possesso, in donazione, questa chiave da degli eredi, su cui c'è una storia di intimità tra
tra la Grazia Deledda e la famiglia che poi è stata, sono stati coloro che hanno abitato successivamente la casa della Grazia Deledda. Non potevamo essere in mani migliori per accogliere il presidente Mattarella, che si è rivelato un grande attento lettore di Grazia Deledda. Oggi sfoderiamo l'artiglieria pesante, un ritrovamento che abbiamo riservato, che ha riservato per il presidente Mattarella. Ci racconta? Sì, questa è una scoperta recentissima, il ritrovamento frutto di una ricerca fatta sulla casa che noi abbiamo riservato per il presidente Mattarella. Questa è esattamente l'originale della chiave che Grazia Deledda descrive nel romanzo Cosima, che descrive come la chiave di un castello, che è esattamente la chiave, se posso, la chiave del portoncino principale che ancora apre questo portoncino. Questa è la chiave descritta da Grazia Deledda in Cosima. E perché è importante, al di là del ritrovamento, come si spiegava anche al Presidente? Perché questa chiave si trovava nelle mani di uno degli eredi della famiglia di Elia Sanna Manironi, fondatore del partito Sardo d'Azione a Nuoro, che acquistò da Nicolina nel 1912 al prezzo di 11.000 lire, prima che Nicolina approdasse e raggiungesse la sorella insieme a Peppina a Roma. Lei andò ad abitare in via Imperia e appunto Elia Sanna Manironi, che è lo stesso personaggio, lo stesso uomo che Grazia Deledda volle far rientrare dal confino, uomo buono e giusto dirà Mussolini, e quindi un sardista, un antifascista e un nuorese. Questa chiave ha tanti significati. Al di là del valore della carica altamente simbolica, professor Manca, lei è uno dei protagonisti durante questo centenario, questo anniversario assolutamente importante. Come vivrà quest'anno? Tanti sono stati già gli appuntamenti, come si diceva col Presidente Lavra, gli appuntamenti veramente importanti, ma è solo l'inizio. Come si appresta a vivere tutti questi appuntamenti? Ma ci sarà ancora tanto da fare, almeno questo è nel programma dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, da tanti punti di vista, da un punto di vista editoriale, da un punto di vista della ricerca, da un punto di vista delle manifestazioni, dei convegni naturalmente, tutto quello che servirà per far conoscere la personalità e l'opera di Grazia Deledda non solo in Sardegna, ma anche in Italia, in Europa e nel mondo. Con il rettore Francesco Mola, rettore dell'Ateneo Cagliaritano, Grazia Deledda è anche sua, come la sente? Non c'era modo migliore per iniziare questo percorso col Presidente della Repubblica, ma anche con tanta espressione del mondo letterario e culturale sardo che oggi si è potuto esprimere. Bello vedere la città così gioiosa di un riconoscimento importante a Grazia Deledda al momento e a Nuoro oggi, per cui siamo veramente orgogliosi e contenti. Luciano Tancredi al suo primo anno di direzione, si trova ai 5 anni dalla scomparsa di Salvatore Satta, si trova il centenario dal conferimento del Nobel a Grazia Deledda, unica donna italiana. Lei con l'inserto della nuova scuola, unico e primo in Italia, ha portato la meritocrazia tra i banchi di scuola. In queste occasioni solenni generalmente i ragazzi vengono lasciati in una zona liminale, diciamo, quindi grazie da parte di tutta la scuola sarda. Che impressioni oggi? Non è la prima celebrazione che faccio in Sardegna, perché mi sono occupato l'anno scorso, cioè l'anno precedente, non so se vi ricordate, gli eventi per i 40 anni della morte di Enrico Berlinguer. Abbiamo fatto 2 convegni, uno a Sassari e uno a Cagliari, molto belli, con tantissime personalità, giornalisti, politici, persone che avevano conosciuto Enrico Berlinguer come Gavino Angius, Massimo D'Alema, ma anche giornalisti come Merlo, come Verdelli, come Travaglio, e ovviamente con la Presidente della Regione Todde. Sono state 2 giornate molto belle. Vorremmo farlo quest'anno anche con Grazia Deledda, organizzare 2 momenti in cui sederci a un tavolino e ricordare questa figura così importante. Nel frattempo lavoriamo sul giornale e abbiamo preso sul serio quest'anno Deleddiano. Abbiamo cominciato intanto con un inserto scritto dagli studenti della nuova scuola, che è uscito 2 giorni fa,
in cui gli studenti della nuova scuola rivolgono un appello al Presidente della Repubblica di reinserire in maniera adeguata lo studio delle opere di Grazia Deledda nei programmi scolastici. Lo hanno consegnato poco fa al Presidente della Repubblica, che lo ha preso e ha accettato di perorare questa causa. Abbiamo dedicato un inserto, a mio avviso molto bello, però l'abbiamo fatto noi, quindi non vale, a Grazia Deledda, a questo evento, e vedete in prima pagina abbiamo un articolo a firma di Sergio Mattarella, un onore grandissimo per la Nuova Sardegna e penso per tutta la Sardegna, ma anche per noi che ci mettiamo molta passione nel fare questo lavoro. Con Davide Savoca, un giovane reporter che ha appena consegnato nelle mani del Presidente Mattarella il lavoro svolto tra le pagine della Nuova Sardegna. Davide, che emozione è stata? Sì, allora è stata un'emozione bellissima perché comunque ci abbiamo lavorato tutti assieme, abbiamo dedicato una settimana di lavoro, di incontri, dove ci siamo tutti riuniti fra miei compagni di classe e non solo, anche di altre classi dove abbiamo collaborato, ed è stato un momento importante perché comunque abbiamo dedicato del tempo ad un qualcosa di davvero importante per noi e per la nostra città. Poi l'emozione di consegnare di persona al Presidente i nostri lavori è stato un qualcosa di inspiegabile. Quindi io sono una studentessa del Volta Bravo di Nuoro nel settore sociosanitario e sinceramente sono molto emozionata del fatto che il Presidente dia così importanza a una donna importante come Grazia Deledda, la prima ad aver avuto un Nobel in Sardegna e in Italia in generale. E spero che questo incontro porti alla luce anche i diversi problemi che riguardano la Sardegna, come i trasporti, i giovani che molto spesso sono costretti ad andarsene via dalla Sardegna e che quindi ci aiuti a migliorare la nostra terra. Sara, come ti sei preparata a questo grandissimo evento? Come hai studiato Grazia? Ti interessa più la sua letteratura o ti ha catturato più la sua vita? Di Grazia Deledda mi interessa un po' tutto di lei, sicuramente uno dei miei libri preferiti è Cosima e la sua vita è molto interessante anche da un punto di vista rivoluzionario in quanto donna. Grazia Deledda non è più una pratica polverosa della politica italiana, ma diventa politica viva. Lei ha portato nelle scuole del secondo ciclo migliaia di libri di Grazia Deledda, selezionando tra 6 titoli. Le chiedo come hanno reagito i ragazzi a questo dono analogico. Lei ha reso in qualche modo open source il patrimonio di Grazia Deledda. Come hanno reagito i ragazzi a questa scelta di resistenza culturale? Allora sì, nell'anno del centenario del Nobel abbiamo deciso di partire da quello che era l'oggetto del Nobel e quindi il libro Canne al vento, ma anche gli altri titoli di Grazia Deledda. Ci siamo anche resi conto che sono libri che spesso non vengono letti più, non vengono letti spesso perché non ci sono nelle antologie scolastiche e vengono letti magari solamente perché ci sono degli insegnanti che tengono al fatto che vengono conosciuti e esplorati questi libri ed esplorata anche la figura di Grazia Deledda. Quindi abbiamo deciso iniziamo il nuovo anno almeno con la dotazione, perché se non li hanno questi libri come possono leggerli? Hanno ricevuto i libri, li stanno ricevendo via via perché li stiamo consegnando noi, però devo dire che anche gli insegnanti, i dirigenti scolastici, i ragazzi sono tutti molto entusiasti. Da qui è nata anche un'altra iniziativa da parte del Club Jane Austen, il club di lettura, che mi ha molto emozionato perché loro spontaneamente, loro fanno dei laboratori di lettura per gli adulti ma anche per i bambini, si sono spontaneamente offerti di andare in 5 scuole per fare un laboratorio su un libro a scelta di quei 6 di Grazia Deledda, e ha risposto anche una scuola dell'Abruzzo, e quindi noi avremo anche la possibilità di esportare la nostra Grazia e i suoi libri in una scuola dell'Abruzzo. Regalare Grazia Deledda è stato da parte sua come un auspicio, soprattutto immagino per le scuole dell'entroterra dove l'abbandono, il tasso di abbandono è veramente preoccupante. È come un invito ai ragazzi: guardate ragazzi, studiate nonostante tutto e tutti come Grazia Deledda. Grazia Deledda, anche donna di politica come lei, prima candidata italiana al Parlamento, cosa ritrova di questo mordente di politica, di questa vena politica di Grazia Deledda
la sua missione? Beh, intanto è un modello inarrivabile per me, perché Grazia Deledda, oltre a essere un'ambasciatrice di Sardegna, oltre ad essere veramente la prova di come si può partire anche dal posto più periferico del mondo, perché poi in quegli anni era una Nuoro che non è la Nuoro di oggi e non era la Sardegna di oggi, una donna che combatte per la sua istruzione e attraverso la sua istruzione e la sua vena poetica riesce ad arrivare in cima al mondo, al Nobel. Quindi questo era il messaggio che io volevo dare, e anche nella politica è un messaggio che a me piacerebbe molto dare, perché secondo me l'istruzione e la cultura, che sono sempre un po' le cenerentole nella politica purtroppo, invece sono il motore del futuro. Quindi mi ritrovo moltissimo nel suo spirito anche un po' ribelle di sovvertire l'ordine delle cose, anche l'ordine della società, perché lei si è posta veramente in una società antiquata, in cui la donna non aveva altro che da fare che essere la regina del focolare, ad essere addirittura l'unica donna italiana a aver vinto il Nobel. Candidandosi in politica ha dimostrato che anche attraverso un'attività culturale si può fare politica, perché la cultura è anche politica. Il suo interessamento a Grazia Deledda non è estemporaneo, viene da lontano, non è la Deledda Stiver dell'ultimo momento. Sua iniziativa è anche l'intitolazione della biblioteca della Giunta regionale, che adesso è battezzata come Grazia Deledda. I social sono insorti, non so se ha seguito tutto il vespaio, positivamente ovviamente, diciamo, finalmente tantissimi contributi e i commenti, tutti sono scoppiati in questo giubilo unanime del finalmente, però c'è chi ha fatto notare prima di dire finalmente ci vogliono le persone, la persona è l'aria porta. Come nasce l'iniziativa dell'intitolazione? Allora, è stata un po' una decisione corale di tutta questa direzione, anche di chi lavora in biblioteca, della responsabile della biblioteca, della direttrice generale e mia, e non c'era momento migliore per l'intitolazione se non quello del centenario. Poi si poteva fare prima, sì, io ci sono oggi. Esatto, infatti questo sottolineava il popolo. Un'ultima domanda: qual è il suo libro del cuore, se ce n'è solo uno, il suo libro di Grazia Deledda? Allora, ce ne sono tanti, però devo dire quello che mi ha rubato il cuore, che ogni tanto rileggo, è La madre. La madre, perché ha veramente, non lo so, il vento che parla. A me rimane sempre questo rumore del vento che è di questo paese, di questa madre, così, questa figura potente, e di questo figlio che ha questa vita che lei probabilmente non voleva. È una vicenda che mi ha molto colpito, perché avviene in un periodo storico, anche appunto quello di Grazia Deledda, e nonostante ci siano dei libri che sono molto più famosi, però a me il mio libro preferito è assolutamente questo. Grazie Assessora, grazie e buon lavoro per questo centenario. Grazie mille. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. I don't belong to you. Ha preso ufficialmente il via l'attività dell'Osservatorio regionale sullo sfruttamento lavorativo in Sardegna, uno strumento voluto dalla Giunta Todde e inserito nel Piano regionale di sviluppo 2024-2029. Il progetto si propone di monitorare, analizzare e contrastare ogni forma di abuso con l'obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare ogni forma di abuso con l'obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori e combattere le irregolarità che segnano il mercato del lavoro. L'assessore Desirée Manca ha ribadito che la lotta contro lo sfruttamento non riguarda solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto la difesa dei diritti umani fondamentali, un valore sancito sia dalla normativa dell'Unione Europea che dal codice penale. L'osservatorio è stato presentato ai rappresentanti degli ispettorati del lavoro, delle parti sociali, delle università e degli enti locali. Si configura come un organismo stabile con il compito di monitorare le problematiche relative allo sfruttamento con una particolare attenzione al settore agricolo, alle irregolarità nei cantieri edili e nel settore turistico. Sono previste misure specifiche come il bonus per il lavoro dignitoso per premiare quelle piccole e medie imprese che offrono contratti stabili e tutelati. E nel nostro sistema economico la lotta al lavoro nero è cruciale per combattere fenomeni come lo spopolamento delle aree interne e la fuga dei talenti. Questi fenomeni, spesso alimentati dalla mancanza di diritti e prospettive lavorative certe, trovano terreno fertile nella realtà in cui la legalità è scarsa. L'organismo opererà quale sede di confronto, monitoraggio e coordinamento tra le istituzioni competenti, le parti sociali e gli altri soggetti coinvolti, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori e promuovere la legalità del mercato del lavoro.
è uno strumento fondamentale voluto dalla Giunta Todde, quindi una volontà politica anche iscritto nel PRS, per monitorare la qualità del lavoro in Sardegna e garantire una dignità lavorativa importante per tutti i lavoratori. Quindi uno strumento che ci mette a disposizione 5 milioni di euro, dove ci sono tutte le parti ovviamente coinvolte, e che ci darà la possibilità di monitorare e quindi di verificare sia la qualità del lavoro e soprattutto anche i contratti applicati nel lavoro in Regione Sarda. Ci sono tutte le categorie monitorate, l'obiettivo è quello di avere uno strumento per intervenire, per garantire loro una migliore dignità lavorativa. Chiara volontà politica da parte di questa Giunta di poter osservare, di poter monitorare e quindi anche di comprendere i numeri che identificano il mondo lavorativo della nostra regione, avere la comprensione e sapere quali tipi di contratto vengono applicati in Regione Sardegna consente di avere uno strumento per poter individuare tutte quelle azioni, la politica per migliorare la qualità della vita dei lavoratori appunto in Regione Sarda. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Carboni è il primo dei 4 confronti regionali promossi da Sotacarbo su valorizzazione delle risorse residuali e decarbonizzazione tra ricerca, imprese e istituzioni. Nel Sulcis ha preso il via il ciclo di incontri regionali dedicati alla valorizzazione delle biomasse residuali agricole e di altre fonti. La grande miniera di Serbariu ha ospitato l'avvio del progetto promosso da RSE e l'Università di Cagliari.
L'iniziativa ha coinvolto istituzioni, ricercatori, imprese, enti pubblici e privati e comunità locali, con l'obiettivo di approfondire il tema della transizione energetica verso modelli più efficienti e basati sulle fonti rinnovabili, nel rispetto dell'ambiente e come opportunità di sviluppo per il territorio. Al centro del confronto il percorso di affrancamento dal carbone e il ruolo delle biomasse nel quadro delle politiche di decarbonizzazione previste dal piano energetico regionale. La valorizzazione delle risorse locali, secondo i promotori, può contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, favorendo un'economia più sostenibile. Il progetto, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel programma Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, prevede la mappatura e il censimento delle biomasse residuali presenti in Sardegna e studi di dettaglio sulle filiere più rilevanti. Tra gli ambiti di approfondimento figurano la produzione di biogas e idrogeno, oltre allo sviluppo di biocarburanti liquidi, solidi e gassosi, considerati strategici per la transizione energetica dell'isola. Ben trovato Valerio, un appuntamento importante a Carbonia, siamo al centro ricerca della Sottacarbo, la RSE, che è una partecipata del Ministero per l'Ambiente e lo Sviluppo Energetico, con l'Università di Cagliari, capofila scientifico, presenta un progetto che avrà 4 tappe in Sardegna. Dopo Carbonia ci saranno Olbia a Nuoro e infine un evento conclusivo e di bilancio a Cagliari, ospitato dall'Università. Il dottor Borgarello, che è direttore di un... Quale asset di RSE, dottor Borgarello? No, io sono direttore del Dipartimento Uso Efficiente dell'Energia per gli utenti e per il territorio. RSE è l'acronimo di ricerca sul sistema energetico, quindi la nostra mission è fare ricerca sul sistema energetico. Siamo una società di ricerca pubblica del gruppo GSE, quindi controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma facciamo attività di ricerca vigilata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza. Adesso siete in Sardegna, cosa dite di questo progetto? Perché le biomasse possono essere davvero importanti nella transizione energetica? Le biomasse possono essere utili perché hanno in sé molti attributi. Un attributo è quello di essere fonte rinnovabili e quindi è indispensabile, ma sono anche una risorsa del territorio in una regione come la Sardegna che ha una forte, attitudine e interesse a sviluppare le proprie risorse. E quindi riteniamo che questa sia un po' la soluzione ideale per poter conciliare gli aspetti ambientali, quindi legati alla transizione, ma anche la necessità di creare sviluppo e sostenibilità sul territorio. Ecco, proviamo a fare per l'utente più distratto. Quali sono le biomasse? Allora, le biomasse, noi naturalmente qui parliamo di biomasse residuali, cioè quelle biomasse che arrivano o da stralci nel settore agricolo, oppure tagli nel settore silvicoltura, oppure il recupero della FORSU, cioè la parte organica dei rifiuti. Queste energie sono presenti sul territorio e devono poi trovare una loro conversione tecnologica in un vettore che può essere o biogas, piuttosto essere biofuel o altre fonti. Quindi lo studio che noi abbiamo fatto è quello di individuare queste potenzialità e provare a incrociarle con una possibile domanda, cioè cosa vuol dire? Che attualmente molti settori come le residenziali, l'industria, utilizzano l'energia da altre fonti che non sono anche rinnovabili ma non necessariamente rinnovabili, e quindi la possibilità di vedere se c'è spazio per questi altri usi per poter utilizzare le fonti rinnovabili. Ecco, le vostre stime insite nello studio dicono che questa finestra di utilizzo può approssimativamente, è chiaro, essere di quanto? Allora, adesso lo studio naturalmente è complesso e quindi è molto articolato, però riteniamo che possa esserci uno spazio intorno al 10%. Quindi, ad esempio, traducendolo in maniera molto grossolana, un 10% che sarebbe in meno sulle bollette dei sardi? Allora, diciamo che sarebbe il 10% in meno di combustibili fossili, quindi in qualche modo sulle emissioni. Poi è evidente che uno degli obiettivi è quello di rendere queste energie energeticamente ma anche economicamente più competitive rispetto ad altre fonti che sono presenti. Quindi se tutto funziona come dovrebbe funzionare, presumibilmente ci sarebbe anche un risparmio per le bollette dei saldi. Ingegner Porco, Sottacarbo, le biomasse residuali, qual è il ruolo nella economia, nell'orizzonte energetico della Sardegna?
Nell'orizzonte energetico della Sardegna le biomasse possono avere un ruolo anche economico significativo. Noi stiamo operando per la valorizzazione dei rifiuti, in particolare con la tecnologia della gassificazione. Stiamo per brevettare un gassificatore che ha la possibilità di produrre un syngas sostanzialmente pulito che può essere utilizzato sia per produrre energia termica che energia elettrica. Le quantità disponibili sono molto importanti, stiamo parlando di migliaia di gigawattora, quindi anche nella previsione della programmazione del piano energetico regionale le biomasse sono significative. Questo per facciamo l'approfondimento. No, questo è il telefonello di Telesardi. Ingegnere, i sardi si chiedono cosa si sta facendo per abbattere l'inquinamento da CO2, per affrancarsi dai combustibili solidi e fossili. E cosa si sta facendo nel provare ad avere delle risorse residuali come le biomasse che sono un asset per il futuro. È così? Sì, è così. Per quanto riguarda la transizione energetica il mondo va in ordine sparso, quindi siamo in forte ritardo. L'Italia e l'Europa sono forse il gruppo più avanzato, con qualche problema che riguarda anche qualche penalizzazione al sistema economico generale, perché c'è una rigidità anche ideologica, se vogliamo, con tempi troppo accelerati, ma su questo l'Europa sta facendo una riflessione. Per quanto riguarda le biomasse, il sistema energetico regionale sono una risorsa che deve essere valorizzata insieme ad altri rifiuti come le plastiche. Le tecnologie ci sono. I combustibili derivati sono particolarmente interessanti anche dal punto di vista economico. Il syngas da plastica, ad esempio, è competitivo, costa meno del metano, quindi sono quantità non grandissime ma significative che devono essere valorizzate, anche perché da queste tecnologie possono nascere delle start-up importanti con attività imprenditoriali e quindi occupazionali che contribuiscono comunque alla decarbonizzazione. Ecco, su questo la vorrei tenere ancora un attimo. Le filiere, una Sardegna che riesce pian piano ad affrancarsi appunto dall'inquinamento e dalla dipendenza del carbone e nel frattempo riesce a creare forza lavoro, riesce a creare dei passaggi che possono essere produttivi. È uno scenario che possiamo ipotizzare? Assolutamente sì, la transizione energetica non è certamente una necessità, è un obbligo che deve essere, è un problema che deve essere risolto. Se non diventiamo protagonisti, qualcuno la fa e la subiamo, come sta succedendo, e viviamo anche la crisi climatica che determina grandissimi costi che paghiamo comunque tutti noi. La Sardegna è in condizioni di poter cogliere un'opportunità anche di sviluppo tecnologico. E il problema è superare le difficoltà. Anche la pubblica opinione deve essere più informata in maniera trasparente e chiara, perché è vero che qualche problema lo crea in termini di occupazione di territorio, ma è anche vero che i danni del non fare niente sono superiori forse anche alla difficoltà che noi abbiamo dal punto di vista prevalentemente dell'impatto visivo da questo punto di vista. Una stima che è stata fatta nel mondo è che i danni della crisi climatica sono il 10% del PIL mondiale, che vuol dire tra i 10.000 e i 15.000 miliardi di dollari. Se vogliamo fare un esempio locale, recentemente abbiamo avuto il ciclone Harry che ha determinato nel sud Italia, in Sardegna, 1 miliardo di euro di danni, ma questo miliardo lo paghiamo noi, quindi forse vale la pena impegnarsi di più, spiegarlo meglio alla popolazione che se la informiamo probabilmente condivide anche alcune scelte e bisogna proseguire in quella direzione. Un'ultima battuta, in questo progetto che fa parte dello SPOC 7 di EINS legato al PNRR c'è stata una sinergia tra RSE e l'Università di Cagliari con Sottacarbo, ottimo come dire corridore assieme a questi due player. Qual è il vostro futuro? Beh, abbiamo fatto una bella squadra, siamo contenti che l'Università di Cagliari e l'RSE ci abbiano coinvolto, abbiamo delle collaborazioni stabili con l'università e con l'RSE. In questo caso è uno studio importante per le motivazioni che dicevamo prima, perché sono informazioni che mettiamo a disposizione della Regione Sardegna. Noi siamo anche consulenti della Regione Sardegna per quanto riguarda la previsione e la predisposizione del piano energetico regionale, quindi queste informazioni, questi studi servono per fare le migliori scelte da sottoporre alla valutazione del decisore politico, che quindi potrà agire e decidere nell'interesse dei sardi. Assessore, le biomasse in un discorso di orizzonte energetico in Sardegna, qual è il loro ruolo?
È uno dei filoni che noi stiamo percorrendo, nel senso che è una risorsa naturale che esiste nel territorio regionale, stiamo provando a capire, l'iniziativa di oggi va proprio in quella direzione, quali possono essere le potenzialità. Da tutta una serie di valutazioni, ovviamente su base scientifica, sembra che ci sia una seria possibilità di utilizzo nell'interesse generale. Questa è perfetta. Assessore, si parla di biomasse, un progetto che fa capo allo spoke set del PNRR, di EINS, i progetti di innovazione e sviluppo, con RSE e l'Università di Cagliari Capofila. È la regione attenta osservatrice. Quali sono i motivi da cui trarre forza e interesse per il decisore politico? Ma la Regione, come giusto che sia, osserva con molta attenzione questi progetti e queste iniziative che hanno una base scientifica molto solida e robusta. Attraverso questi momenti si ha la possibilità di valutare quelle che possono essere le potenzialità da utilizzare nell'ambito della gestione del pacchetto energia nella sua completezza. Quello delle biomasse è un settore sicuramente interessante, una risorsa naturale che esiste ovviamente nel territorio regionale e anche in abbondanza, e quindi la regione sta attenta e prova a capire quali possono essere realmente le possibilità. Ci sono sicuramente delle possibilità e noi proveremo attraverso una valutazione e anche attraverso uno studio dedicato nell'ambito del piano energetico regionale che è in fase di revisione, quali spazio possono avere le biomasse nell'ambito delle politiche energetiche della regione Sardegna. Ecco, lei si è fatto un'idea di quali possano essere le ricadute, anche così a spanne, non è esattamente scientifico, di quali possano essere le ricadute sul territorio dell'affrancamento di questo processo faticoso per affrancarsi dal combustibile fossile? Ma sicuramente le ricadute possono essere molteplici dal punto di vista occupazionale, per esempio, nel senso che l'utilizzo delle biomasse nel loro insieme, quindi non solo le biomasse da scarto, ma anche quelle da lavorazione, boschiva per esempio, possono costituire una risorsa e generare occupazione, non solo nell'ambito dello sfruttamento della risorsa in quanto tale ai fini della produzione di energia, ma anche per la possibilità per esempio di mantenere tutto il comparto boschivo e quindi poter, lasciare i territori l'opportunità, cedere ai territori l'opportunità di occupare tante persone nell'ambito per esempio della manutenzione boschiva. Questo vale ovviamente anche per tutte quelle biomasse da riciclo, da scarto, che anziché essere gettate e non utilizzate possono comunque generare un valore aggiunto, e quindi un valore aggiunto anche dal punto di vista oltre che occupazionale anche economico. Chiudiamo con il suo assessorato. È un osservatorio da un lato privilegiato di grande impegno e responsabilità. Come vede lo sviluppo nel prossimo anno per quanto riguarda la transizione energetica? Ma noi siamo un po' osservati come Regione Sardegna. La nostra è un'isola meravigliosa che ha tanto sole e tanto vento, e quindi ha generato anche soprattutto grande interesse per le grosse società che hanno presentato progetti su cui noi abbiamo fatto chiaramente una nostra valutazione. Siamo assolutamente convinti e d'accordo sulla giusta transizione energetica. Deve essere una transizione che porta chiaramente alla decarbonizzazione, che quindi tutela e salvaguardia l'ambiente, ma come abbiamo sempre detto ci deve dare l'opportunità di restituire ai sardi e alla Sardegna quello che è dovuto dal punto di vista dei benefici anche di natura sociale ed economica che questa transizione può lasciare nei territori. Professore, si discute di biomasse perché la Sardegna da tanti anni deve affrancarsi dal combustibile fossile. Qual è la partita? Non è che possiamo sostituire tutto il fossile che abbiamo con le biomasse, però un 10% possiamo entrarci, almeno sul consumo atteso di gas. E quindi è significativo, non è uno scherzo. La partita è questa: una parte biomasse trasformate in energia, una parte energia verde, una parte di energia non verde finché ci serve, però questo passo passo si va verso la transizione. Ecco, una transizione che comprende, per stare alle biomasse residuali, gli scarti di lavorazione, il cascame forestale, piuttosto che il siero nei processi che riguardano i caseifici, ma anche l'umido, quindi una cosa abbastanza vicina all'immaginario collettivo. Quanto si può fare e in quali tempi? Questo studio RSE con l'Università di Cagliari Capofila l'ha messo nero su bianco. Quali possono essere i tempi auspicabili perché ciò avvenga? Ma in realtà si può già fare, questa è una cosa molto interessante. Il problema è un problema di riuscire a costruire una filiera che si fida
che non ha paura di mettere a disposizione i residui, che so io, il siero della produzione del formaggio piuttosto che gli avanzi dei macelli, sia solidi che fluidi, tutto si può fare, cioè si possono trasformare in un gas molto pulito e questo gas poi viene utilizzato come un gas, quindi attraverso processi di gassificazione che sono ben noti e che per esempio altre regioni in Italia utilizzano già da molto tempo, pensiamo all'Emilia Romagna, quindi sì, c'è ancora della ricerca da fare, tutto può essere perfezionato e ottimizzato, ma non stiamo parlando della fantascienza, stiamo parlando di una cosa molto concreta, molto fattibile, che spesso si scontra più facilmente contro la burocrazia, contro il fatto di avere il registro dei reflui, e di voler o dover dichiarare quanto siero viene prodotto, di semplicemente poterlo fare, no? Perché questo poi è il problema. Quindi c'è tanta tecnologia dietro, ma c'è anche tanto lavoro proprio di organizzazione. Il vantaggio è che sostanzialmente noi facciamo il formaggio, abbiamo il siero poi viene più volte utilizzato, ma poi alla fine diventa un cascame non più utilizzabile, e adesso il problema è che me ne faccio, come lo smaltisco, è un rifiuto anche non scaricabile ovviamente se non nei posti autorizzati, lo trasformiamo in energia. Lo trasformiamo e quello che avanza di questo processo si chiama CHAR, che proprio in questi giorni se ne discuteva anche all'Università di Cagliari, perché il CHAR può servire come isolante termico, può servire nell'agricoltura come apporto alla fertilizzazione, insomma cosa si dice un po' del maiale, no? Che è buono perché non si butta via niente, ecco l'idea è proprio questo, che non buttiamo più via niente, e in tutto questo il processo di CO2 emessa si avvicina allo zero o comunque di sicuro ha un impatto molto inferiore. Ecco, economia circolare dunque, quindi un atteggiamento che porta a dei percorsi virtuosi. Il suo all'Università di Cagliari, della prorettore della innovazione del territorio, è un osservatorio particolare. Se dovesse prevedere da qui a un anno, a 12 mesi, e dovesse dirlo ai cittadini sardi, quale potrebbe essere davvero il ruolo di queste biomasse nell'ambito di uno scenario di transizione? Qui ci vuole moltissimo, non so quantificare cosa si possa fare. La volontà politica manca. Sì, non so cosa si possa fare in un anno, sicuramente dobbiamo iniziare ad accendere un po' di campanelli nella testa degli imprenditori, di chi fa impresa, dice guarda che tu paghi e anche tanto per smaltire quella che tratti come un rifiuto, ma che in realtà può essere una risorsa che ti puoi utilizzare direttamente nella tua azienda. Ma guarda, anche noi all'università abbiamo attivato processi di questo tipo, addirittura con dei marketplace interni in cui sostanzialmente una sedia che per uno è vecchia diventa invece una risorsa per un altro che la deve acquistare, e semplicemente fino a qualche anno fa l'avremmo buttata perché nessuno sapeva che ci fosse una sedia in più. Ecco, questo concetto dell'economia circolare spesso passa anche attraverso delle cose estremamente semplici e che poi innescano processi virtuosi, perché uno si rende conto di quanto è bello non buttare e riutilizzare e di quanto bene si può fare. Ecco, il mondo delle biomasse residue non è troppo lontano da questo. Bisogna attivare una filiera culturale più che tecnologica, posto che serve la tecnologia ovviamente per farlo, ma una filiera culturale. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa.
Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione, è stato come sempre un lungo viaggio, siamo partiti dal mare con il bilancio di una delle aziende più grandi che fanno i collegamenti tra la Sardegna e il continente, l'abbiamo fatto con l'amministratore delegato del gruppo Grendi, poi abbiamo avuto eventi che riguardavano Antonio Gramsci, che riguardavano Grazia Deledda, l'arrivo del Presidente. Insomma, è stato un viaggio importante dove abbiamo parlato anche di lavoro e abbiamo fatto il bilancio della Borsa Internazionale del Turismo. Adesso dal mare, da dove eravamo partiti, andiamo in volo con il professor Cao, perché la scorsa settimana il distretto aerospaziale della Sardegna ha firmato un accordo di collaborazione importantissimo dall'altra parte del mondo con l'Università di Adelaide. Cosa è successo? Sì, intanto grazie come sempre per l'attenzione che rivolgete alle attività del distretto. Abbiamo siglato questo accordo quinquennale con l'Università di Adelaide e in particolare con questo centro di risorse spaziali che fa capo a questo Ateneo. L'obiettivo evidentemente è quello di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione, ma un proficuo rapporto di collaborazione su due grandi temi di cui questo centro australiano si occupa, che sono, a nostro modo di vedere, i due temi più rilevanti che guardano l'esplorazione dello spazio profondo. La dico all'inglese prima e poi ovviamente la traduco. Questi due temi sono due paradigmi che sono stati concepiti dalla NASA una ventina, forse anche una trentina di anni fa, che recitano in situ resources utilization e in situ fabrication and repair. Tradotto, diciamo così, costruzione e realizzazione in loco e sfruttamento di risorse in loco, il primo dei due paradigmi. Ora, anche in relazione alle attività che abbiamo portato avanti come distretto e come partner di diversi progetti, questi due temi sono i veri, a nostro modo di vedere, i veri temi cruciali per lo sviluppo di tutte le attività dell'esplorazione dello spazio profondo, nel caso specifico, ma più in generale della space economy più rilevante in termini di possibili ricadute. Il telespettatore si chiede, professore, ogni anno ci sono delle novità, accordi con la Corea, col Giappone, ma come nascono queste relazioni con mondi così lontani dalla Sardegna? Ma come nascono? Intanto è solo un piacere che, come dire, realtà così lontane dalla Sardegna, dall'Italia, dall'Europa vedano di buon occhio l'instaurarsi di rapporti consolidati, auspicabilmente consolidati, con una realtà piccola come quella del distretto aerospaziale in Sardegna.
Nascono soprattutto sulla base, diciamo così, della visibilità scientifica e tecnologica e della credibilità che evidentemente anche, diciamo così, quasi agli antipodi, no, il distretto in qualche maniera è riuscito a costruire. Voglio fare un esempio. Nelle nostre trasmissioni ci siamo ritrovati spesso a raccontare grandi progetti. Uno di questi erano i mattoncini fatti con il terreno di Marte. Un progetto. Può essere che un progetto del genere, viaggiando nel mondo sul digitale, abbia interessato i colleghi dell'Australia? Non lo escludo assolutamente, anche perché di questo progetto se ne parla ormai da tanti anni, perché noi abbiamo concepito questo che ormai io chiamo un programma di lungo periodo che auspicabilmente dovrebbe portare il nostro paese, insomma, sul pianeta rosso, e lo abbiamo concepito in modo tale che possano esserci nel transitorio tutta una serie di progetti anche più piccoli che vanno a costruire un puzzle che porta all'obiettivo finale. Quindi niente di strano che i brevetti di cui appunto si sta parlando, che voglio ricordare sono del 2011, possano aver avuto questo sviluppo, e tra l'altro mi risulta dalle banche dati che tipicamente consultiamo che siano anche abbastanza citati da altri ricercatori, da altri studiosi, da altri tecnologi che sviluppano tecnologie su questo filone di attività. Ci avviamo alle conclusioni. Una curiosità. Gli americani hanno annunciato che stanno per allontanarsi dal progetto Marte per concentrarsi sulla Luna. Il vostro lavoro a livello di Europa invece rimane sul pianeta rosso? Intanto l'annuncio è di questi giorni e io credo che si tratti, come dire, di un annuncio legato al raggiungimento di un obiettivo estremamente prossimo. La missione è stata schedulata, doveva partire a febbraio, parte a marzo sostanzialmente. Che la Luna sia un obiettivo ormai arcinoto, ma come dire, io faccio sempre un ragionamento che è quello che ci ha spinto a suo tempo quando abbiamo sviluppato queste tecnologie di cui si parlava. Noi dobbiamo essere capaci di guardare oltre. Cioè, se domani si va sulla Luna, noi dobbiamo prepararci ad andare su Marte, magari fra 10 anni, ma essere tra i primi che andranno su Marte fra 10 anni. Questo è un po' il ragionamento che sottende questa continua spinta verso questo grande obiettivo, anche perché, come dire, il nostro paese, ma naturalmente aprendo ovviamente a collaborazioni anche in Europa, ha tutte le tecnologie a disposizione, dal lanciatore al sistema di ammartaggio, che consentirebbero di raggiungere questo grande obiettivo.